Noi siamo Plastic Free! Muniti di guanti, pinze e sacchetti, i bambini della scuola primaria Ippolito Nievo di Gambarare e di Mira, dalla prima alla quinta, hanno raccolto i rifiuti per la strada. Un progetto realizzato tra il comune e Plastic Free per insegnare già dalla tenera età il rispetto per l'ambiente. Sono molto sensibili all'ambiente, insomma noi li educhiamo comunque quotidianamente al rispetto dell'ambiente, quindi loro sono assolutamente consapevoli che devono rispettare la natura e l'ambiente che li circonda. Ho preso una piccola cartaccia di plastica che era nell'angolo. Di solito le plastiche si trovano nell'angolo, quelle nell'angolo sono di solito più difficili. Anche una volta la maestra Sara ci ha fatto uscire nel giardino della scuola e ci ha fatto fare tutto il giro e abbiamo raccolto tutte le carte. Salviamo noi e l'ambiente. Io ho raccolto già 3 sigarette. Un'iniziativa che rientra nell'ambito di un progetto scolastico più ampio sulle tematiche ambientali. Con Plastic Free abbiamo fatto anche un accordo, ogni mese sul territorio insieme andiamo a sensibilizzare e a raccogliere le immondizie. Io credo che chi vedrà questo video dovrà dire: ma quella volta perché non ho buttato la bottiglietta dove andava buttata, perché a raccoglierla oggi saranno i nostri ragazzi e credo che questo debba dispiacere un po' a tutti. I bambini sono di sicuro quelli che potranno in un futuro darci la salvezza per questo mondo e quindi sono i primi a cui dobbiamo rivolgerci per poter dare una mano a tutti noi. Tra l'altro sono molto entusiasti e ci insegnano loro proprio che le cose sbagliate non vanno fatte, invece cosa vanno fatte e le cose giuste che vanno fatte. Alla fine sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti per un totale di circa 50 kg.